Buonasera e bentornati a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. Giornata nera sulle strade del Varesotto con 3 incidenti e altrettanti feriti, di cui 2 in gravi condizioni. I primi a Gornate Olona e Vergiate sono stati analoghi, auto finita contro un palo della luce. Il terzo nel pomeriggio a Travedona Monate. Il conducente di una Fiat, un 59enne, è andato lungo una rivetta e il veicolo si è ribaltato. Vediamo il servizio della redazione. Automobilisti che sbandano e finiscono fuori strada. Per una drammatica casualità, la notte scorsa in provincia di Varese si sono registrati 2 episodi analoghi a meno di mezz'ora l'uno dall'altro. Il primo incidente è avvenuto a Gornate Olona in via delle Industrie. Un ventenne alla guida di un'utilitaria ha sbandato, è finito fuori strada e ha abbattuto un lampione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, operatori sanitari e vigili del fuoco che con un'autogru hanno rimosso la vettura e messo in sicurezza l'auto. Il giovane conducente è stato portato al pronto soccorso di Tradate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi invece le ferite per un 37enne che nemmeno 30 minuti dopo è finito contro un palo a Vergiate. L'incidente è avvenuto a Cascina Nuova. Dopo le prime cure sul posto è stato portato in codice rosso, ossia quello che indica le situazioni più gravi, al pronto soccorso di Varese. Infine, nel primo pomeriggio di oggi a Travedona Monate, in via Papa Giovanni XXIII, un 59enne si è ribaltato con l'auto, ha riportato un trauma cranico e varie contusioni. È stato quindi caricato in elicottero e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Torna la fiera alla Schiranna, presentata questa mattina in comune a Varese. Sono 150 gli espositori, le parole di Michela Ferro, organizzatrice dell'evento. Vediamo il servizio di Andrea Giacometti con immagini dell'agenzia Blitz. Parte la fiera di Varese, 46esima edizione, quindi una lunga tradizione, però ci sono anche novità. Ci saranno delle novità quest'anno. Intanto una cosa che non è una novità, ma ci tengo a dire che confermate l'ingresso gratuito della fiera, che è una cosa che abbiamo introdotto 4-5 anni fa ed è fondamentale. E poi quest'anno abbiamo un focus speciale sull'edilizia, quindi parliamo di 150 aziende su 6.000 metri quadrati di fiera, ma ci sarà uno speciale importante proprio dedicato al mondo dell'edilizia, perché abbiamo avuto diverse richieste anche di case madri, di aziende importanti che si occupano di efficienza energetica, di case passive, proprio di essere presenti in fiera per poter raccontare e presentare le novità. E questa sera a Gallarate, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, il rosario in nome del popolo ucraino e della pace. L'appello di padre Volodymyr, rappresentante della comunità cattolica ucraina di rito bizantino. Sentiamo il servizio. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici del popolo ucraino. Ieri e oggi Poltava e Leopoli ci hanno fatto capire un'altra volta che la Russia, che ha portato la morte e distruzione nel nostro paese, non ha intenzione di fermarsi. Solo il Signore ci può intervenire e può fermare questa grande pazzia di guerra. Vi invito tutti quanti di venire stasera, il 4 di settembre, alle ore 20:45 nella chiesa di Sant'Antonio Abate Gallarate, per pregare assieme per tutte le vittime innocenti e nel rosario di pregare il Signore e la Madonna di intervenire, perché abbiamo bisogno tanto di pace. Vogliamo raccontare nella preghiera assieme di tutto ciò che sentiamo dentro, del nostro dolore. Se qualcuno ha possibilità di portare i medicinali del primo soccorso oppure emostatici, antidolorifici, vi sarò infinitamente grato. Il Signore è la nostra forza. E ieri sera all'ippodromo delle Bettere di Varese, corse e serata di gala con un colpo di scena, il blitz dell'Ispettorato del Lavoro per controlli. Vediamo il servizio di Paolo Grosso con immagini di agenzia Blitz. Blitz dei Carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro all'ippodromo delle Bettole. È successo ieri sera mentre l'impianto sportivo ospitava il premio Guido e Bruno Ermolli, da sempre richiamo per puro sangue, ma anche personalità del mondo politico, imprenditoriale e finanziario. Dopo l'inizio al cardiopalma, con le corse sospese fino all'ultimo secondo e le proteste degli operatori di settore nei confronti della gestione della società varesina Incremento Corse Cavalli, a movimentare ulteriormente la serata hanno pensato le forze dell'ordine. E mentre una cena sfarzosa andava in scena ai piani alti, sulla terrazza panoramica della tribuna riservata, fino al giorno prima inagibile, i carabinieri specializzati nella tutela del lavoro e gli uomini dell'ispettorato hanno effettuato controlli per verificare le posizioni lavorative degli addetti alla struttura. Nelle prossime ore i risultati. Alla fine hanno invece desistito dal protestare platealmente gli operatori del settore, che avevano annunciato di voler far correre in pista i fantini con la fascia a lutto perché stanno facendo morire l'ippica a Varese.
Al MIV di Varese la proiezione di un grande classico, Il sapore di mare, con il videomessaggio al pubblico di Enrico Vanzina. Vediamo il servizio di Diego Pisati. La sorpresa è la presenza di giovani. Vero che Sapore di mare parla di giovani, ma di quelli degli anni 60. Sa però parlare anche a quelli di oggi. La conferma arriva dal MIV, dove ieri sera, oggi si replica, un centinaio di persone ha visto o rivisto il film del 1983 in versione restaurata, gradendo molto il video saluto ai varesini di Enrico Vanzina, autore della pellicola, con il fratello Carlo. Tante le risate e i commenti che hanno accompagnato la proiezione. Commedia dai tempi comici perfetti, Sapore di mare sembra guadagnare con il passare degli anni. Merito anche delle canzoni d'epoca, in realtà sempreverdi, e di due bellezze diverse ma altrettanto travolgenti, la fragile selvaggia e l'autoritaria signora Adriana. E ora lo sport, il basket. Il nuovo giocatore del Varese, Enz, si presenta ai tifosi. Vediamo il servizio di Giuseppe Sciascia con immagini dell'agenzia Blitz. Jalen Enz is a dynamic and talented guard for a fast-paced and offensive-minded team as Varese. It seems a perfect fit between you and the team. È una guardia dinamica e talentuosa per una squadra veloce e votata all'attacco come Varese. Sembra un ottimo matrimonio. Yeah, I think it's a perfect fit. It's a lot what we talked about before I came here with the GMs, Coach Herman, and coming here and seeing how we play, how we work, it's a perfect fit. So for me, it's just taking advantage of it and our team competing together and getting as much wins as possible. Sì, è un matrimonio perfetto, esattamente quello di cui abbiamo parlato quando ho deciso di venire qui. Abbiamo parlato di questo con coach Mandole, è il mio ruolo, voglio fare questo insieme a Nico Mannion per prendere vantaggio di quello che sono i miei talenti e cercare di ottenere qualcosa di importante a livello di squadra. E ora il calcio. Sandro Turotti confermato direttore sportivo della Pro Patria fino al 2007. Sentiamo il servizio di Luca Spriano. Il matrimonio continuerà anche dopo il 2025. La Pro Patria e il direttore sportivo Sandro Turotti hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto. Intesa biennale, la nuova scadenza è giugno 2027. Una mossa importante, quella compiuta dalla presidentessa Patrizia Testa. Il lavoro di Turotti in questi anni è stato fondamentale per consentire al club bianco-blu di consolidarsi in Serie C con una politica virtuosa e sostenibile. Piedi per terra, budget rispettati, valorizzazione dei giovani, rilancio dei giocatori e plusvalenze. Così il dirigente biellese, quest'anno alla 9ª stagione consecutiva alla scrivania bianco-blu, ha permesso alla Pro Patria di diventare una sana e apprezzata realtà della categoria. E ora qualche anticipazione sul giornale in edicola domani e in versione online. La parola al collega Pasquale Martinoli. Grazie Luigi, giornale ricco di notizie, quello di domani, a partire da una notizia che farà un po' impallidire gli automobilisti varesini, soprattutto i frontalieri. Gli autovelox in Canton Ticino sono stati tarati meglio grazie a un nuovo software, quindi si annunciano stangate. Altra notizia, chi è il nuovo De Gasperi? A 70 anni dalla sua morte abbiamo provato a girare questa domanda ai politici varesini e le risposte le troverete sul giornale appunto di domani. E poi una grande curiosità, lo sapevate che ad un giornalista di Prealpine era stato chiesto di girare un film porno con Cicciolina? Ebbene, per sapere chi fosse il giornalista che la intervistò alla fine degli anni 80 occorre consultare il giornale di domani, dove ci saranno tutte le curiosità su questa notizia. Infine, altra notizia che troverete sul giornale di domani: è stata aperta a Gallarate la Camera Ardente per il consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni, di cui verranno celebrati i funerali venerdì. Grazie Pai, questo è tutto, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata.